Covid non ferma l'asparago, un prodotto che rappresenta un intero territorio, e così l'amministrazione di Rosà, dopo aver saltato l'edizione del 2020, organizza la mostra concorso dell'asparago bianco di Bassano DOP e festeggia l'edizione numero 35 con la partecipazione di ben 20 aziende produttrici. Un evento che, per mantenere la sicurezza, ha limitato la presenza ai soli produttori, ma non mancheranno presto le occasioni per incontrare anche i cittadini del territorio. Una festa che ha anche il giusto riconoscimento ai produttori e ai loro sacrifici e una promozione al prodotto simbolo del territorio. Giusto per dare un giusto senso ai produttori, anche un atto di riconoscimento ai produttori che ogni mattina alle 5:30 si alzano per la coltivazione di questo prodotto che è il simbolo di un territorio. E penso che il leitmotiv di questa manifestazione è quella di promuovere l'asparago. Nella piazzetta delle Acque sono sfilati i 20 produttori che hanno partecipato all'evento, tutti uniti nella volontà di fare promozione dell'asparago e del territorio. Il primo premio è andato a Luisa Parolin di Cassola, secondo posto per Bruno Comunello di Rosà e terzo per Domenico Ferraro, sempre di Rosà. Alle 5 della mattina si deve alzare per andare a fare la raccolta di asparagi con l'aiuto della famiglia. È un sacrificio tutte le mattine e dopo bisogna sistemarli, bisogna lavorare, confezionarli e consegnarli al consorzio. Una festa voluta con determinazione nonostante la pandemia. Lo slogan è promozione. La promozione non si è mai fermata e comunque anche negli ultimi anni e soprattutto anche quest'anno stiamo raccogliendo, diciamo, i frutti di quello che abbiamo seminato. Con il discorso della ristorazione, ahimè, che è ancora chiusa, la gente ha riscoperto, insomma, a cucinare a casa e a cucinare il prodotto del territorio, qual è il nostro asparago. In questi giorni ottimi riscontri arrivano dalla vendita al dettaglio, con la riscoperta delle ricette e della cucina a casa, e la qualità quest'anno è particolarmente alta. Si è partiti con una importante produzione anticipata, perché si è partiti già a metà di marzo con i primi prodotti già in commercio. Andamento climatico importante, quindi siccitoso, caldo eccetera, poi però le cose sono cambiate in maniera repentina. Quindi abbassamento delle temperature, finalmente sono arrivate anche le piogge che comunque hanno rallentato notevolmente la quantità di prodotto, però hanno dato una pregevolezza al gusto del nostro prodotto.